Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Forse un regolamento di conti dietro l'omicidio al CEP di Palermo. Le indagini puntano su un debito nel mondo della droga non saldato. Placido Barrile, 34 anni, e pregiudicato, è stato freddato con 5 colpi di pistola al volto. Non un delitto d'impeto, ma un omicidio volontario. Gli investigatori non credono all'aggressione sessuale come movente dell'omicidio di Pietro De Luca. A convincerli ulteriormente sarebbero state le analisi sull'arma del delitto. Palermo ancora colpi di Kalashnikov, stavolta contro una macelleria e una pizzeria del quartiere Zen. L'intimidazione è avvenuta in piena notte in via Luigi Einaudi. Ad Agrigento un manifesto inquietante annuncia la morte del sindaco di Cala Monaci. È la seconda minaccia in una settimana, indagano i carabinieri. Allarme delle associazioni di consumatori sul telemarketing aggressivo, attenti a firmare contratti apparentemente convenienti che poi si rivelano costosissime truffe. A Riposto inaugurata la casa de Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. E poi il calcio, il Palermo prepara i play-off e attende l'avversaria che uscirà dalla sfida tra Catanzaro e Avellino. I rosanero andranno in trasferta all'andata e giocheranno il ritorno al Barbera il 20 maggio. A Veronello test in famiglia per il Catania. In campo si sono rivisti Allegretto, Casasola, Donnarumma e Miceli. Da mercoledì allenamenti in sede in vista dell'esordio negli spareggi promozione. Dunque, ben trovati. L'omicidio al CEP di Palermo, la pista privilegiata dagli investigatori è quella del regolamento di conti nel mondo della droga. Placido Barrile, 34 anni, è pregiudicato, è stato freddato con 5 colpi di pistola. Marco Gullà. Placido Barrile potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti nel mondo dello spaccio della droga. È la pista al momento privilegiata che seguono gli investigatori sull'omicidio del 34enne palermitano freddato con 5 colpi di pistola ieri al CEP. I carabinieri del reparto operativo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto successo. Barrile, che aveva precedenti per rapine e spaccio di droga, è stato freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso e alla testa. Un'esecuzione che non gli ha lasciato scampo. Durante la notte sono stati interrogati i familiari della vittima che vediamo in queste immagini, in lacrime sul luogo del delitto. I primi a precipitarsi nella zona sono stati, oltre ai parenti, anche gli amici di Lino Celesia, il giovane ucciso fuori dalla discoteca NOC 3 di via Pasquale Calvi la notte del 21 dicembre del 2023. I due erano infatti amici. Gli investigatori lavorano anche sul possibile collegamento tra l'omicidio dell'uomo e la sparatoria avvenuta in questi giorni, prima in via Don Minzoni e poi in via Montalbo, dove sono rimasti feriti Danilo Dignoti, il bersaglio dei killer, e una donna per errore. Non un delitto d'impeto, ma un omicidio volontario. Gli investigatori non credono all'aggressione sessuale come movente dell'omicidio di Pietro De Luca. A convincerli ulteriormente sarebbero state le analisi sull'arma del delitto. Manlio Viola. Non un omicidio d'impeto, ma volontario, e non c'è dimostrazione alcuna dell'aggressione sessuale raccontata dal sedicenne reo confesso del delitto. Crescono i dubbi degli inquirenti sul movente dell'omicidio di Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, ucciso nella sua casa di via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. A insinuare questi ulteriori dubbi sulla versione fornita dal giovane, attualmente ristretto nel carcere del Malaspina di Palermo, gli accertamenti sull'arma del delitto, un tubo metallico con il quale il ragazzo avrebbe fracassato il cranio della vittima. Il minore dice di averlo trovato sul posto, ma secondo gli investigatori invece lo portava con sé. L'assassino reo confesso poi ha parlato di 3 colpi, ma secondo i primi accertamenti invece avrebbe infierito sull'uomo più volte, anche quando era già a terra. Resta poi il buco di almeno 12 ore nel racconto. Pietro De Luca sarebbe morto venerdì mattina e il suo assassino racconta di essere rimasto col cadavere tutto il giorno prima di consegnarsi alla squadra mobile e confessare solo a mezzanotte, ma in quel lasso di tempo dal telefono della vittima ormai morta sono partiti SMS all'indirizzo della moglie. Tanti passaggi da chiarire che messi insieme formano un piccolo mistero intorno al movente che non sembra essere assolutamente l'aggressione sessuale raccontata dal minore.
Ancora colpi di mitra nella notte contro 2 attività commerciali a Palermo. Stavolta è toccato ad una macelleria e ad una pizzeria dello Zen. Maglio Viola. Da Sferracavallo allo Zen, 2 quartieri diversi, una borgata marinara il primo, un quartiere dormitorio di case popolari il secondo, eppure entrambi ricadono dentro il medesimo mandamento mafioso, quello di Resuttana San Lorenzo, una circostanza da non sottovalutare. È proprio qui che i giovani di Cosa Nostra stanno imponendo il proprio predominio, ne sono convinti gli inquirenti e la notte di fuoco appena passata ne darebbe l'ennesima conferma. Ancora un mitra sovietico in azione, ancora una sventagliata di colpi di Kalashnikov, stavolta contro una macelleria e una pizzeria del quartiere Zen. L'intimidazione è avvenuta in piena notte in via Luigi Einaudi. È una sequenza infinita quella delle intimidazioni, iniziata a novembre scorso con le bottiglie incendiarie lasciate in 5 locali di Sferracavallo e continuata con colpi di mitra contro attività commerciali. Gli inquirenti hanno il video della sparatoria del 9 aprile contro un'auto rimessa di Tommaso Natale. Adesso stanno cercando le immagini anche della sparatoria di stanotte. La pista è quella del racket. Le armi usate invece riportano alla leggenda dell'arsenale segreto mai rinvenuto della famiglia Lo Piccolo. E adesso si muove anche la politica. Per gli esponenti di Fratelli d'Italia la situazione è inaccettabile e serve uno Stato che sia percepito come presente, mentre i 5 Stelle hanno chiesto al prefetto un posto di polizia aggiuntivo a Sferracavallo. Tentativi di riportare il sereno nella comunità della zona nord della città di Palermo che si sente sotto assedio. Un motociclista 48enne Domenico Smeraglia di Ribera ad Agrigento è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un Audi si è verificato sul lungomare. I sanitari dell'elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno purtroppo potuto far altro che accertare il decesso. E cambiamo argomento, ancora minacce contro il sindaco di Cala Monaci, Pino Spinelli. L'ultimo episodio è inquietante. Davanti al cimitero comunale è comparso un manifesto funebre con la foto del primo cittadino e l'annuncio della sua morte. Indagano i carabinieri. Nuova intimidazione contro il sindaco di Cala Monaci, Pino Spinelli. Questa volta la minaccia è ancora più pesante. Stamattina un operatore ecologico ha rinvenuto, davanti all'area cimiteriale del paese, un necrologio con il nome del primo cittadino e la falsa notizia della sua morte. Sul manifesto comparivano la foto del sindaco e la scritta «Si è spento a 58 anni il signor Pino Spinelli», seguita dalla formula tipica degli annunci funebri, con il riferimento alla giunta comunale e ai familiari che ne fanno il triste annuncio. Spinelli ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno sequestrato il manifesto e proseguono le indagini sulla lunga serie di episodi intimidatori che, ormai da anni, prendono di mira il sindaco del piccolo centro agrigentino. Negli ultimi 4 anni il primo cittadino ha già ricevuto 5 lettere contenenti minacce di morte e diversi messaggi intimidatori. Solo negli ultimi giorni si sono registrati nuovi atti minacciosi che hanno riacceso tensione e preoccupazione in paese. Eletto nel 2018 e riconfermato nel 2023, Spinelli ha più volte ribadito di non voler arretrare di fronte alle intimidazioni e di sentire vicina la presenza dello Stato. Ma chi agisce nell'ombra sembra voler alzare ancora il livello dello scontro con messaggi sempre più espliciti e inquietanti. Da Cala Monaci intanto arriva una forte presa di posizione da parte dei cittadini. Minacciare un sindaco, dicono, significa colpire tutta la comunità onesta. Solidarietà anche da amministratori e istituzioni del territorio, mentre resta massima la fiducia nel lavoro dei carabinieri impegnati a risalire agli autori delle intimidazioni. E adesso una notizia battuta dall'ANSA. Un collaboratore di giustizia ha raccontato di aver visto Matteo Messina Denaro nel 2006 a Verona, dove il boss si sarebbe recato per fare affari con l'energia prodotta dalle pale eoliche e chiedere sponde politiche. Ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Cristina di Palermo il bambino di 10 anni di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal primo piano della palazzina dove vive la nonna ad Agrigento. I medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il bambino è arrivato subito dopo i primi soccorsi, hanno diagnosticato fratture vertebrali e contusioni polmonari. Un quadro clinico grave che ha imposto il trasferimento
il bimbo è precipitato dal balcone intorno alle 11:30. Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda, telefonate sempre più insistenti e pratiche scorrette, come difendersi dal telemarketing selvaggio e dalle insidie che si nascondono dietro le proposte commerciali per le utenze del mercato libero, utenti raggirati alle prese con nuovi contratti e bollette stratosferiche. Il servizio di Emanuela Corsi. Il mondo del telemarketing non conosce più limiti e regole. Le telefonate insistenti che riceviamo ogni giorno non solo sono moleste, ma sempre più spesso nascondono delle insidie. La prassi è questa: un operatore, in possesso di tutti i dati del cliente, si spaccia per il suo gestore ed invece propone un cambio con un altro. Da un lato l'aggressività delle modalità, dall'altro l'ingannevolezza. E sono entrambe delle pratiche in base alle quali il consumatore viene indotto a effettuare una scelta di natura commerciale che altrimenti non avrebbe mai compiuto. Sono sempre più frequenti i casi di operatori scorretti che mettono in piedi dei veri e propri raggiri. Nella telefonata informano il cliente che ci sarà un disservizio nella fornitura di energia elettrica, gas o internet, ma che loro stessi provvederanno a risolvere il problema appoggiandosi solo per pochi giorni ad un altro gestore, e propongono anche un risarcimento di 70 euro. In realtà, una volta estorto il consenso, l'utente ha firmato un contratto con un altro gestore. Attenzione, il cittadino può contestare sia le modalità del tutto illegittime di stipulazione del contratto, sia il merito delle pretese economiche dei costi che sono contenuti nella fattura. Quello che vi mostriamo è soltanto un esempio di una bolletta emessa da un gestore del mercato libero per la fornitura di energia elettrica che attraverso una pratica scorretta ha stipulato un contratto con un ignaro utente che si è ritrovato poi a pagare una cifra esorbitante. Questo è l'importo, 178,82 euro per il mese di febbraio 2026. Andiamo a vedere la bolletta. Il consumo è di 64,49 euro, la quota fissa 81,73 euro, alla quale si aggiunge pure l'IVA. Il cittadino potrebbe anche da solo fare una segnalazione all'antitrust dicendo: mi è successo questo, ti chiedo di sanzionare questa società che mi ha messo in atto questo tipo di comportamenti. Oggi è la festa della mamma, un legame di amore che dura una vita, il servizio di Francesca Loi. Figlia, come sei buono oggi! Tutto ti lasci fare, tutto mangiasti! Il pranzo dalla mamma va sempre così, le tavolate a cui non si può mai rinunciare, nemmeno quando si è sazi, soprattutto nel giorno della sua festa. Vorrei mangiare per tutta la vita il cibo cucinato da mia mamma è una cuoca fantastica e spero di averla accanto per tutta la vita. Un legame, quello mamma-figlio, che dura una vita, già da quando si è in pancia. Dunque, allora, ecco, lo sente il cuore? È il cuore? Già. Così veloce, è normale? Normalissimo, va tutto molto bene. È in perfetta salute. Però spesso il lavoro può allontanare la madre dal figlio. Un disegno trovato in casa, fatto dalla figlia, ha portato Natalie Parks a lasciare il lavoro dei suoi sogni. La giornalista sportiva della BBC non ha resistito, ha scelto l'amore per la sua piccola. Essere mamma sicuramente è un lavoro difficile, ma anche giusto che la donna abbia il suo spazio. Non c'è nessuno? Chi è? Anche da adulti, per una mamma si resta sempre bambini, da coccolare in ogni modo. E quindi non c'è occasione migliore per dimostrarle l'amore, anche con un piccolo dono. Tipo le rose. Tu in mano ne hai 3. Sì, perché oltre a mia mamma ho pensato giustamente anche a mia nonna e a mia zia. A Riposto è inaugurata la casa Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti, Orazio Longo.
La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. È tornata pienamente operativa dopo un importante intervento di riqualificazione la casa Fratel Leonardo, pertinenza della comunità di accoglienza Tenda di San Camillo, a riposto nel catanese. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. Si rimette in moto questo luogo che è dedicato nella nuova casa a Fratel Leonardo. Questo dà la possibilità a tutti di avere più speranza, più contatto con chi veramente soffre, ma contemporaneamente noi acquisiamo il senso del limite, il senso della fraternità, la costruzione della pace. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati per il 70% con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e per la restante parte grazie a donazioni. Gli interventi hanno permesso di realizzare 13 posti letto, oltre ad ampi spazi comuni. Nel 2020 la casa era stata data alle fiamme mentre Fra Leonardo Grasso perdeva la vita, ucciso da un ospite della struttura. Può inaugurare la Tenda San Camillo dopo 5 anni e mezzo di chiusura, ecco, dopo l'uccisione di Fratel Leonardo. La presenza della comunità camilliana da Acireale risale al 1700, fondata nel 1993, la Tenda di San Camillo rappresenta da oltre 30 anni un punto di riferimento per il territorio. E adesso Corri Catania, in 20.000 la corsa camminata nel centro storico. Ai nastri di partenza il sindaco Trantini ed il suo vice Pesce, tra i partecipanti intere famiglie ed anche animali. Il servizio di Tonino De Mana. Bambini, anziani, intere famiglie, sportivi con cani al seguito. Qui l'importante non è vincere ma è partecipare. Oltre 20.000 persone hanno preso parte alla 18ª edizione della Corri Catania, la tradizionale corsa camminata trasformata in una festa collettiva nel nome dello sport, del divertimento e dell'impegno sociale. L'inno di Mameli prima dello start, ai nastri di partenza in via Etnea, il sindaco Trantino, il suo vice Pesce, la Marina Militare e l'esercito dei partecipanti. 5 chilometri di circuito cittadino ed arrivo in Piazza Duomo. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stata dura quest'anno. La bombola d'ossigeno dove l'ha lasciata? A casa. Credo di essere stato il primo dell'Arnas Garibaldi ad essere arrivato, non vedo nessun altro. Quest'anno è inferiore il percorso come chilometraggio. Meglio? No. Ne vuole fare di più? Sì. E poi faccio un altro giro. Ora la faccio. Dall'Argentina al Perù è un evento che non conosce confini. Sono argentino ma abito a Messina. Ma fai la Corri Catania o la Corri Buenos Aires? Ho fatto la Corri Buenos Aires e anche qua la Corri Catania. Da dove vieni? De Perù. È benissima la sensazione, questo appuntamento che abbiamo fatto, è tutto a posto. È stata una bella esperienza e anche una bella soddisfazione. In generale è stata una bella esperienza. L'entusiasmo dei giovani e la pazienza dei papà. Oggi è la festa della mamma, quindi io mi riposo e le fatiche sono del papà. Ho corso così, ma soprattutto lui mi superava, non riuscivo a starci dietro. Papà con la sorellina addosso, ma così ti piace vincere facile a te? Troppo facile vincere per me. Ma chi è più stanco, tu o il papà? Papà. Devo dire che i giovani hanno vinto. In gara anche i 4 zampe. E alla lingua di fuori come il cane. Peggio. Vediamo la lingua di fuori. Per riprendersi dalle fatiche è d'obbligo un arancino. E quindi adesso ci ricarichiamo. E parliamo delle sculture di sabbia, tra la maestria di chi le realizza e la curiosità dei bagnanti. Vi portiamo nella spiaggia di San Lorenzo a Noto, dove per tutta la settimana c'è stato il Festival Internazionale Incanti di Sabbia. Coinvolti artisti internazionali ma anche gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Il servizio di Francesco Aloi. In questo momento stiamo incollando le nostre opere con delle colle naturali che permettono appunto il fissaggio. Tanto belle quanto fragili. Per realizzare una scultura di sabbia serve molta pazienza. Nei giorni scorsi c'è stato vento, molte opere sono crollate e la mia appunto l'ho dovuta praticamente fare quasi tutta da zero. Nella spiaggia di San Lorenzo a Noto c'è il Festival Internazionale Incanti di Sabbia. Per questo è possibile ammirare tutto ciò. Noi giriamo il mondo facendo sculture di marmo e di sabbia. La sabbia è come un acquarello, no? Una cosa veloce che si può fare con fantasia. Ci ispira a fare le sirene, io sto facendo questo pezzo qua con i pesci. Tutto è effimero, resiste per appena qualche giorno. Ma qui si vive un cantiere didattico che coinvolge gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania. Per i ragazzi è stata un'opportunità grandiosa di poter fare
imparare una tecnica che non possono imparare all'interno delle quattro mura di un'aula. La sabbia incanta non solo i bambini, ma incanta anche gli adulti, anche perché con la sabbia si possono fare delle cose assolutamente straordinarie. Chi viene qui rimane incantato anche da queste sculture. Quelli dei ragazzi sono quasi tutte ceramiche, mentre i nostri, in particolare, ci sono terrecotte colorate, ci sono bronzi, ci sono sculture in ferro e sculture in gesso. Adesso una breve pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati, adesso il calcio. Da domani il Palermo tornerà ad allenarsi in vista dei play-off. La sconfitta di Venezia è già stata archiviata. Domani al Barbera, seduta a porte aperte per i tifosi. Marco Gullà. Martedì sera il Palermo conoscerà il suo avversario per la doppia semifinale play-off. Catanzaro e Avellino si sfideranno in gara secca. La formazione irpina, se vorrà passare il turno, dovrà necessariamente vincere. Il Palermo attende e da domani riaccenderà i motori dopo la sconfitta di Venezia. La gara d'andata dei play-off è in programma domenica sera alle 20, fuori casa. La domenica si parte un mini campionato e noi sappiamo dove vogliamo arrivare. A Venezia il Palermo ha perso, ma non ha comunque giocato male. Nel primo tempo ben 2 pali colpiti e altrettante occasioni mancate sotto porta. Ai playoff Inzaghi potrà contare anche su Vasic, trequartista che ha giocato poco ma che è pronto a dare il suo contributo anche a gare in corso. Noi siamo consapevoli di quello che ci aspetta. Una partita alla volta e ce la metteremo tutta per vincere. Domani al Barbera allenamento a porte aperte. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 17, mentre la seduta di allenamento prenderà il via alle 18. I tifosi potranno seguire la sessione dalla curva nord, unico settore aperto per l'occasione. Il Catania è impegnato stamattina in un test in famiglia, obiettivo migliorare la condizione dei giocatori reduci da acciacchi e infortuni. In gol Caturano, da registrare l'utilizzo di Donnarumma, Casasola, Miceli e Allegretto. Il servizio di Marco Carli. Dare minuti a chi aveva bisogno di accumularne e a buona parte dei giocatori che avevano saltato l'amichevole con l'Inter Under 23 è stato l'obiettivo per il Catania del test in famiglia di oggi a Veronello. 1-0 il punteggio finale con gol di Caturano. Hanno disputato parte del test Donnarumma, Casasola, Miceli e Allegretto. Giovedì possibile amichevole al Massimino. Il ritiro si esaurirà nella giornata di lunedì, poi rientro in sede la ripresa degli allenamenti in vista del secondo turno della fase nazionale dei playoff, andata il 17 maggio, ritorno il 20. Il sorteggio del 14 definirà l'avversaria del Catania che, essendo testa di serie, giocherà in casa la sfida di ritorno e passerà il turno nel caso di complessivo risultato di parità. Niente supplementari e rigori. Intanto finisce 1-1 il primo atto della finale playoff del campionato Primavera 3 fra Catania e Latina, Anesima Laziale in vantaggio dopo 4 minuti con Betti. I ragazzi allenati da Marco Biaggianti creano numerose occasioni da rete e pareggiano con Alessandro Coriolano che trasforma in rigore e poi rende omaggio a Orazio Russo. Sabato 16 maggio con inizio alle ore 15 allo stadio Francioni, il match decisivo. Adesso una pausa brevissima, tra poco con altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.